Una buona giornata, bentrovate e bentrovati, prima edizione in questo 2 giugno, buona festa della Repubblica a tutti e tutte. Avremo modo ampiamente in quest'ora e mezza di percorrere quella che è stata la cerimonia del 2 giugno della festa della Repubblica a Treviso, così come sentiremo le parole del Presidente Mattarella, parole che questa mattina affollano tutte le prime pagine dei giornali nazionali e non. Si parla infatti di pace, di guerra a Gaza, della dura reazione di Israele contro gli aiuti umanitari che erano situati vicino al valico di Rafah e da lì il Presidente Mattarella ha voluto cominciare il suo discorso per la cerimonia del 2 giugno. Ieri in serata, durante la cerimonia appunto con i membri del Parlamento e del Governo. Oggi in piazza è ancora in corso a Roma la cerimonia tradizionale con la sfilata delle forze armate, così come in tutte le principali città italiane del capoluogo e nei nostri paesi. Avremo modo dunque anche di ascoltare che cosa significa questa giornata per chi l'ha vissuta in termini di storia e quindi che cosa significa raccontarla. Avremo le parole di un professore, avremo le parole del presidente provinciale dell'ANPI di Treviso per capire a che punto si è 79 anni dopo quel 2 giugno 1946. Una mattinata quindi di approfondimento ma soprattutto di cronaca dalla politica, e poi passeremo invece a parlare dei preparativi per la Triveneta di Conegliano, la Triveneta del centenario. Avremo qui in studio proprio il presidente e l'organizzatore della Triveneta. Capiremo insieme come si sta preparando la città per l'arrivo di così tante penne nere, ma non può mancare in questa giornata, come sempre, come nei nostri telegiornali, la cronaca che ci porta a Roncade, perché ieri sera, poco dopo l'ora di cena, stava tagliando l'erba quando è morto schiacciato in acqua dal suo trattorino che fino a poco prima stava conducendo sull'argine del Musestre. Parliamo di Angelo Pavanetto, 60 anni, molto noto in paese perché è gestore della tabaccheria di via Roma di Roncade e stava curando proprio il suo giardino nella proprietà quando, verso l'imbrunire, una manovra sbagliata lungo la sponda l'ha condannato a una morte improvvisa proprio a pochissimi passi da casa in via dei Mille. Il mezzo si è sbilanciato di lato con una ruota rovesciandosi e ruzzolando lungo la scarpata fino in fondo al fosso. Il sessantenne si è quindi visto più volte schiacciato dal mezzo pesante che poi è finito in acqua. Ad accorgersi dell'incidente per prima è stata una vicina di casa che camminava lungo l'argine, ha visto il trattore, ha chiamato Angelo e poi, non rispondendo, ha chiamato la sorella. L'allarme al SUEM è arrivato intorno alle 20:30, poi sono arrivati anche i carabinieri in aiuto della donna che abita proprio a casa di Angelo, e poco dopo medico e infermieri sono arrivati in automedica e ambulanza insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso, che si sono occupati di mettere in sicurezza il trattore e l'area circostante. Le operazioni di rianimazione del sessantenne si sono protratte per quasi un'ora. Il medico ha tentato di tutto per riportarlo in vita, ma ha dovuto poi constatare il decesso del sessantenne. Oggi Roncade è un paese in lutto, il cordoglio ai familiari, alle persone che lo conoscono, subito arrivato da parte del sindaco che, come abbiamo visto nelle immagini, è accorso anche lui dopo la scoperta della tragedia sul luogo per seguire i lavori di messa in sicurezza, di rianimazione e di trasporto della salma di Angelo Pavanetto. Avremo modo anche di sentirlo nei nostri telegiornali della sera. Noi ancora con la cronaca. È stato operato nella notte, ricoverato in gravissime condizioni nella rianimazione dell'ospedale di Mestre, il 17enne di Motta di Livenza che si era tuffato a Jesolo da un pontile battendo la testa sul fondo. Purtroppo si tratta dell'ennesimo episodio, il primo di questa stagione estiva, di giovani che riportano gravi lesioni per tuffi dai pontili nonostante i divieti e la campagna di sensibilizzazione. Il servizio di Marta Marangon.
È stato sottoposto ad un delicato intervento nella notte ed è ora ricoverato in rianimazione all'ospedale dell'Angelo a Mestre il ragazzo di 17 anni residente a Motta di Livenza, rimasto gravemente ferito dopo essersi tuffato da un pontile a Jesolo sulla spiaggia davanti a Piazza Mazzini. Ignorando il divieto, il giovane si è tuffato senza accorgersi che l'acqua era bassa ed ha battuto la testa, provocando delle lesioni gravi alla colonna vertebrale. Dopo un sabato di festa trascorso in spiaggia con gli amici, alle 19:30 il 17enne ha deciso di fare l'ultimo bagno tuffandosi dal pontile. Resisi conto della gravità della situazione, sono stati gli amici a portarlo a riva e chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati da Treviso i sanitari del 118 con l'elisoccorso. Il giovane è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Mestre, dove è stato operato in neurochirurgia per cercare di scongiurare il rischio di paralisi. La prognosi è tuttora riservata. È questo purtroppo l'ennesimo episodio di giovani che riportano gravi lesioni, talvolta anche permanenti, tuffandosi dai pontili, nonostante sia vietato e nonostante le campagne di sensibilizzazione che hanno visto impegnati negli ultimi anni sia l'ULSS 4 del Veneto orientale sia l'amministrazione comunale. È evidente che le campagne di sensibilizzazione, i divieti ancora forse non bastano, ci vuole anche però maggiore attenzione da parte dei ragazzi, questo lo devo dire, un tuffo dal pontile non vale una vita intera e quindi di prestare maggiore attenzione. Nel 2023 il comune di Jesolo aveva avviato una campagna di sensibilizzazione dei giovani in collaborazione con la campionessa Tania Cagnotto, alla quale era stato intitolato un tratto di lungomare delle stelle. Tuffarsi è bellissimo, sicuramente molto divertente, però fatto dai pontili o in altre situazioni può essere anche molto, molto pericoloso e può finire male, quindi non bisogna assolutamente buttarsi dai pontili o dove non si sa quanto è alta e fonda l'acqua. Il dialogo sul tema è aperto anche con i concessionari, purtroppo con dei limiti. È pur vero però, e questo forse è un po' un limite che abbiamo, che anche il personale degli stabilimenti balneari non ha grande, consentitemi il termine, forse proprio potere di incidere sui ragazzi che sono sui pontili in quel momento, perché non hanno competenze per poterli fare prestare attenzione o addirittura sgomberare dal pontile se dovesse essere necessario, perché non ricade all'interno della concessione e di per sé sarebbe già vietato, quindi non avendo compiti di polizia urbana, diciamo, non possono operare in tal senso, possono limitarsi alla sensibilizzazione. Diciamo che è un lavoro che va fatto a più mani. E rimaniamo nel veneziano, una notizia che leggiamo dai quotidiani online. È stata una giornata di ricerche e di indagini, quella di ieri, per un uomo trovato senza vita fra l'erba. Era morto da giorni. A scoprire il corpo una cagnolina di una residente di via Gazzeralta. La proprietaria ha dato l'allarme, il medico e il suo 118 sul posto subito per eseguire i primi esami, volanti della questura e polizia scientifica per l'identificazione e il proseguio delle indagini. Quindi continueremo a seguire anche questo fatto, di cui appunto sapremo di più nei prossimi giorni, non appena le indagini preliminari verranno concluse. E come annunciato in apertura, noi apriamo questa lunga pagina dedicata al 2 giugno, andremo poi a vedere anche i giornali, anche nazionali, non solo locali, come hanno voluto celebrare questi 79 anni dal 2 giugno 1946. Grazie a Marta Marangon andiamo a Treviso per ripercorrere i momenti salienti della cerimonia che si è svolta questa mattina in centro città. Eccoci a Piazza dei Signori, con ovviamente, come vediamo, lo stuolo di forze dell'ordine in alta divisa per le celebrazioni, le persone che sono accorse in centro per partecipare a questa storica e tradizionale commemorazione. Poi sentiremo anche le parole del sindaco Conte, che come ogni anno omaggia questa giornata insieme all'amministrazione e alla Giunta unita. Lasciamo quindi la parola alle immagini. Grazie a Francesca Pezzo e Mattia Pizzai in regia.
attraverso il primato dell'uguaglianza e dunque la necessità di favorire lo sviluppo stesso dell'essere umano. Azione e competenza prestano la loro opera nelle istituzioni e nella società civile. La Costituzione affida, infatti, a ciascun cittadino la responsabilità di concorrere alle problematiche dei grandi centri urbani come delle aree interne, sollecita lo sforzo di chi si è investito di pubbliche responsabilità. Dal centro cittadino, dove dalle 9:15 circa, con la cerimonia dell'alza bandiera, la deposizione delle corone da parte delle più alte cariche della città, al monumento di Piazza della Vittoria, la marcia, la passeggiata verso Piazza dei Signori e, come abbiamo visto, la cerimonia di commemorazione del 2 giugno. Abbiamo sentito tra gli altri anche le parole, alcune parole del presidente della provincia Stefano Marcona. Avremo modo anche qui di tornare nel telegiornale di questa sera. Uno sguardo ora ai giornali nazionali prima di passare alle parole del presidente Mattarella, perché i principali quotidiani italiani oggi aprono con proprio le parole del Presidente. Grazie Francesca Pezzo in regia per aiutarmi nel racconto. Come vedete, forse un po' in piccolo, ma lo leggo io, insomma, il Corriere della Sera apre, e ce l'ho anche qui davanti: disumano affamare un popolo. Le parole del Presidente Mattarella proprio nella cerimonia che precedeva la giornata di oggi, ieri al Quirinale, nel giorno in cui i droni ucraini arrivano in Siberia. Sono stati colpiti ponti e 41 aerei. Oggi colloqui con Mosca e Kiev. Quindi ecco che la politica estera, la politica internazionale tornano e ritornano sempre nelle parole del Presidente Mattarella. Repubblica che decide di aprire con il titolo principale dedicato proprio all'attacco di Kiev alla Russia, e però in primo piano mantiene proprio le parole del Presidente Mattarella, che riprende quello del Corriere della Sera: disumano ridurre Gaza alla fame. Così La Stampa e così prevalentemente tutti i quotidiani. E dunque sentiamo le parole del Presidente Mattarella proprio in onore di questo 2 giugno, ieri alla cerimonia al Quirinale. 2 giugno si celebra la nascita della nostra Repubblica, frutto di una scelta di pace, di libertà, di indipendenza, all'insegna del ripudio della violenza fra le nazioni. Da quel voto del popolo italiano è emersa la nostra Costituzione, ambiziosa nell'identificare nella pace e nella collaborazione la vocazione della Repubblica nei rapporti internazionali. Una scelta che il percorso di integrazione europea ha rafforzato e consolidato. Il rifiuto della categoria del nemico, la vocazione al dialogo, il ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, la promozione di organizzazioni internazionali rivolte a pace e giustizia hanno contrassegnato e contrassegnano le scelte della Repubblica Italiana in questi 79 anni di vita. È grave l'erosione di territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese. I palestinesi hanno diritto al loro focolare entro confini certi. Questa prospettiva e la sicurezza di Israele, elementi imprescindibili, appaiono gravemente minacciate dalla semina di sofferenza e di rancore prodotta da quanto sta accadendo. Il Medio Oriente, dopo il sanguinario attacco di Hamas contro vittime israeliane inermi, con ostaggi odiosamente rapiti e ancora trattenuti e che vanno immediatamente liberati, vive il dramma in atto della striscia di Gaza. È inaccettabile il rifiuto di applicare le norme del diritto umanitario nei confronti dei cittadini di Gaza. Si impone subito il cessate il fuoco. In qualunque caso è indispensabile che l'esercito israeliano renda accessibili i territori della striscia all'azione degli organismi internazionali, rendendo possibile la ripresa di piena assistenza umanitaria alle persone. Che venga ridotta alla fame un'intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano. È grave l'erosione
di territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese. Così dunque il Presidente Mattarella per questa giornata, presente tutte le forze dell'ordine, le più alte cariche dello Stato a Roma per lo sfilamento delle forze dell'ordine. Da Roma ritorniamo a Treviso, abbiamo sentito un ex professore di storia, di italiano e latino, che ci ha raccontato un po' che cosa significa, che cosa ha significato per lui raccontare il 2 giugno ai ragazzi, che cosa significa soprattutto in questi ultimi anni avvicinarli allo studio della storia per capire che quel 2 giugno è stato fondamentale per tantissimi diritti che oggi noi abbiamo. Sentiamo le sue parole. Allora, prima di tutto c'è una cosa positiva nel 2 giugno, che è una festa molto meno divisiva di quanto sia il 25 aprile. Di due feste nazionali, come dire, dello Stato che abbiamo, questa è sicuramente quella che mette più d'accordo tutti quanti, destra, sinistra, centro, chiunque. E quindi c'è questo elemento assolutamente positivo. Poi ogni tanto andrebbe ricordato che è appunto l'occasione in cui per la prima volta in Italia ci fu suffragio universale anche per le donne. E quello che dispiace è che probabilmente a livello di interesse, ma non soltanto dei giovani che, questo dirò qualcosa fra poco, a livello di interesse la cosa un po' scade. Dirò una cosa banale: la libertà è come la salute, ti accorgi quanto è importante quando la perdi. Sì, bisognerebbe che, come dire, i nostri studenti potessero conoscere di più i fatti, almeno della nostra storia recente. Ne parlavo poco tempo fa col mio vecchio preside, che diceva che bisognerebbe mettersi a studiare la storia a ritroso, andando all'indietro. Però io gli ho fatto un'obiezione e lui è rimasto un po', l'ha accettata questa obiezione. Se non si riescono a capire le cause dei fatti, e soprattutto il Novecento è, a parer mio, almeno un secolo di concatenazione di eventi spaventosi, non capisci la seconda guerra mondiale se non capisci come è stata fatta la pace tra le due guerre, che non capisci a sua volta come è stata fatta la prima. La cosa resta un problema, però bisognerebbe in un certo senso trovare la maniera di far conoscere meglio in un certo senso le cose alle nostre future generazioni, per quanto pochi saranno i nostri giovani. Professore, e sulla disaffezione al voto, il 2 giugno comunque è una data molto importante che ricorda anche poi alla vigilia dei referendum che ci saranno, comunque delle elezioni comunali che ci sono state in queste settimane. Ci sono comunque dei dati che raccontano una disaffezione al voto. Lei parlava proprio di libertà e democrazia poco fa, quindi che cosa significa adesso vedere sempre meno persone che si recano alle urne in questa giornata? Per fare una citazione, Giorgio Gaber diceva libertà e partecipazione. No? Al di là di questo, il problema della disaffezione al voto è un problema di tutte le democrazie, o quasi tutte, perché negli Stati Uniti, oltre a doversi iscrivere prima, voti anche lì insomma una percentuale di potenziali elettori piuttosto bassa, non vorrei dire una sciocchezza. Secondo me il problema è che i partiti vivono un po' tutti in una loro torre d'avorio, a spartire in un certo senso il potere, a litigarsi sul potere. Leggevo proprio stamattina, sugli articoletti che ti arrivano sul cellulare, leggevo come nessuno in politica si stia, tra virgolette, scandalizzando, dica soltanto una parola su questo ritornar fuori, per esempio, del processo di Garlasco. Una questione che a qualunque mente normale dovrebbe perlomeno dare, non dico scandalo, ma dare insicurezza, dare di che pensare, cioè senza voler dare la croce addosso a nessuno, ma che dopo 15 anni ci siano dei dubbi, ragionevoli dubbi, su un processo, su un colpevole, su una cosa del genere, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Ma citando sempre questo articolo di stamattina, sembra quasi che i partiti si parlino della giustizia solo quando vengono tirati in ballo o a vantaggio o a svantaggio. Professore, lei cosa insegnava ai ragazzi il 2 giugno? Il 2 giugno?
Del 2 giugno dicevo appunto che era la festa della Repubblica, la vera festa della Repubblica, ripeto, quella che non divide, anche se sinceramente io preferivo parlare di più di quelli che erano stati gli eventi della guerra. Lì sì mi capitava spesso, per esempio ogni 7 aprile io ho sempre cercato di ricordare quello che era successo a Treviso, perché è una cosa del genere che parti, direi, per dare un po' di curiosità. La gente a cui viene messa dentro un po' di curiosità poi se le cerca le cose e se le va a trovare. E insomma, capire la storia per capire il presente, questo il succo del discorso del professore Alberto Pezzex, docente del Canova, appassionato di storia e soprattutto un esperto di prima e seconda guerra mondiale. L'abbiamo ascoltato le sue parole e ora ascoltiamo invece quelle del presidente provinciale dell'ANPI, perché come già accennava il professore c'è una disaffezione al voto, al recarsi alle urne che è innegabile in questi ultimi decenni, cosa che non si era verificata il 2 giugno 1946, prima volta in cui in Italia si votava a suffragio universale, prima volta in cui dunque le donne si recavano al voto e sta tornando tanto in questi giorni il tema del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, proprio per far capire l'importanza del voto e il valore che ha avuto in quel tempo lì. Si stanno facendo vedere il film anche nelle scuole proprio per cercare di passare il concetto e il valore che ha andare a votare, e abbiamo ascoltato proprio per fare un po' il punto di dove ci troviamo a livello non solo politico ma anche sociale, proprio con il presidente provinciale dell'ANPI di Treviso, Giuliano Varnier. ANPI che arriva in questo 2 giugno con delle riflessioni su che cosa significa questa giornata, quasi 80 anni, quest'anno è il 79esimo anno da quel 2 giugno 1946. Si vedono molte manifestazioni in tutte le piazze d'Italia, ma che significato ha oggi festeggiare il 2 giugno? Beh, è un momento di riflessione profonda sul significato del 2 giugno di 79 anni fa, quando, ecco, la prima cosa, andarono a votare il 90% degli italiani, quindi c'erano tante aspettative, tante speranze, e oggi purtroppo noi vediamo una disaffezione dalla politica e quindi c'è una responsabilità delle forze politiche tutte rispetto a questo. L'altra cosa è che quel 2 giugno significò innanzitutto una cosa estremamente importante. Fu la prima volta che le donne parteciparono al voto. L'altro elemento è il legame, quel 2 giugno, la creazione della Repubblica, che si lega a ciò che era stato prima, l'antifascismo e la resistenza, che portarono appunto gli italiani a scoprire la necessità di un cambiamento profondo della società italiana, e quindi la Repubblica e il superamento di quella monarchia che aveva aperto la strada al fascismo. Ecco, l'elemento che in qualche modo deve farci riflettere oggi è perché molte di quelle aspettative siano state deluse, perché poi quel legame, la resistenza, la Repubblica portò alla Costituente unitaria delle grandi forze antifasciste, che portarono alla Costituzione. Quella Costituzione che purtroppo è stata tradita negli anni su molte questioni essenziali. Innanzitutto io credo che una riflessione vada fatta sulla guerra, le guerre che sono in corso. Noi abbiamo nella Costituzione un articolo che dice che l'Italia ripudia la guerra
e credo che sostanzialmente su questo e l'Italia e l'Europa non facciano abbastanza per far finire le guerre in corso. Pensiamo alla tragica situazione di Gaza, quella è diventata una grande Guernica, è una distruzione praticamente di un popolo. C'è chi non lo vuol chiamare genocidio, ma è uno sterminio. Comunque credo che il termine cambi poco la sostanza delle cose che abbiamo di fronte. E poi l'Ucraina, anche lì una guerra che viene pagata sostanzialmente dalla popolazione civile, e anche quella è una guerra che va fermata, e va fermata attraverso la discussione e la trattativa, e solo una trattativa importante che impegni l'Europa può portare a una pace giusta. Ecco, queste sono le riflessioni su quelle speranze, dicevo, del 2 giugno di quasi 80 anni fa, e la situazione purtroppo che abbiamo oggi, che vede molta gente disperare rispetto alle questioni che abbiamo di fronte. Si parla della necessità di armare l'Europa, ma l'Europa, secondo uno studio di Cottarelli, non di un rivoluzionario, spende il 56% in più della Russia in armamenti. Allora o li mangiano in qualche modo questi soldi e non comprano le armi, o qualcosa che non funziona c'è. Noi non abbiamo bisogno di armarci, abbiamo bisogno semmai di riorganizzare la difesa. Questo mi pare una cosa estremamente importante su cui riflettere. Ecco, questi sono i grandi punti. L'altro grande punto è il lavoro. Noi abbiamo una situazione che vede i salari estremamente ridotti rispetto a tanti anni fa. Oggi il potere d'acquisto dei lavoratori è estremamente diminuito, e questa mi pare una delle questioni essenziali che abbiamo di fronte a noi. Ecco, tutto questo deve portarci a impegnarci tutti quanti per una svolta profonda e radicale nella situazione del Paese e anche dell'Europa, perché l'Europa così com'è, un'Europa che sa parlare solo di armi, e da parte dell'Europa diciamo occidentale e da parte della Russia dall'alto, non porta a nulla. Ecco, io credo che questi siano i grandi temi, insieme alla tragica situazione della Palestina, che è inaccettabile. Non si può, per combattere i terroristi, ammazzare in modo indiscriminato bambini, vecchi, la popolazione civile. Giugno che ricorda l'importanza ovviamente del voto, come lei stesso già accennava, e questa disaffezione che c'è al voto e alle urne da parte dei cittadini italiani, ma lo vediamo anche nelle ultime tornate elettorali europee. Si sta perdendo un po' questo sentimento e questa volontà di cambiare le cose grazie all'unico strumento che ci è dato a suffragio universale in Italia proprio grazie al 2 giugno 46, attraverso il voto. Beh, certamente, basta guardare cosa sta avvenendo in questi giorni sui referendum. Io penso che sia giusto che uno scelga come crede, ma insomma che ci siano i responsabili del governo che invitano a non andare al voto mi pare una cosa estrema. Se hanno delle idee vadano a votare, sì, no, come ritengono, ma mi pare che invitare a non votare sia un modo poi anche per incentivare le persone, i cittadini a non votare nemmeno alle elezioni politiche. Una volta perché si votava di più? Perché c'erano i grandi partiti che avevano un legame profondo con la popolazione. Penso alla Democrazia Cristiana, al Partito Comunista, al Partito Socialista, i grandi partiti di massa che erano legati alle necessità e ai bisogni della popolazione. Oggi i partiti sono evanescenti, non riescono più a rappresentare
le istanze, i bisogni della gente, ed è per questo che i cittadini non vanno a votare. Molti che avrebbero anche la volontà di votare, ma magari di fronte allo spettacolo che spesso dà la politica non vanno a votare perché non ci credono più. E invece bisogna riportarli a quel senso di impegno che la politica deve avere. La politica è innanzitutto partecipazione, capacità di intervenire sulle questioni reali che interessano un paese, una comunità. Che cosa si auspica e che cosa si augura per questo 2 giugno e per quelli a venire? Ma io mi auguro che ci sia una riflessione profonda, e poi io lo dico chiaramente, io appartengo, diciamo così, al fronte progressista. Io spero che ci siano riflessioni che portano all'unità di questo fronte. Non possiamo, l'altro giorno c'è stata un'affermazione importante a Genova che ha portato a un'affermazione delle forze progressiste tutte insieme, e 2 giorni dopo si dividono sulla guerra. Ma è impossibile che non si possa trovare una posizione comune, un impegno comune intorno a questi grandi temi che sono appunto la guerra, il lavoro, i diritti delle persone. Ecco, mi pare che sia questa la riflessione che va fatta per questo 2 giugno e speriamo che qualcosa di nuovo avvenga e che in qualche modo ci sia un legame con quella storia e con quelle speranze di 79 anni fa. Insomma, tantissimi, davvero tanti punti di riflessione nelle parole di Giuliano Vanier, presidente provinciale dell'ANPI di Treviso. Chiudiamo così questa lunga pagina dedicata a questa giornata, il 2 giugno, per andare in pubblicità e poi apriamo invece la politica tra poco. Eccoci tornati in studio, stavamo parlando con Cristian Schiavon, che saluto e ringrazio per essere qui in questa giornata, capogruppo della Lega di Treviso. Grazie, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno a tutti. Allora, dunque Cristian, noi siamo qui con lei perché insomma da capogruppo della Lega della città non potevamo non fare il punto dopo la settimana turbolenta che si è vissuta in amministrazione, in giunta, insomma Lega e Fratelli d'Italia che pur alleati hanno dei dissidi interni e divergenze su numerosi temi, primo fra tutti quello della zona rossa. Il 26 maggio è iniziata la zona rossa proprio nel quadrante della stazione via Roma che tanto è al centro delle cronache di queste settimane, di questi ultimi anni. Per chi ci sta seguendo da casa, Cristian, se lei è d'accordo, rimandiamo il servizio proprio in cui si parla di questo scontro tra Lega e Fratelli d'Italia all'interno dell'amministrazione, il servizio del nostro Cristian Arboit, e poi lo commentiamo insieme. Va bene. Non vorrei che adesso scattasse la psicosi di chiedere zone rosse a caso, semplicemente magari per cercare di recuperare qualche voto. Non è così che si crea sicurezza. Più che una stoccata, un contrattacco, quello del sindaco leghista di Treviso Mario Conte a Fratelli d'Italia, che sul fronte della zona rossa continua il suo cannoneggiamento ormai quotidiano, con l'ultima cannonata in ordine di tempo partita dal consigliere comunale meloniano Davide Acampora, che da un lato ha chiesto l'istituzione di nuove zone rosse, oltre a quella di via Roma, come in via Collalto e nel quadrante di piazza Borsa, dall'altro ha proposto di cambiare il loro nome, non più zone rosse ma zone urbane ad alta sorveglianza, perché il termine zona rossa, questo a dire di Acampora, potrebbe generare fraintendimenti, apriti cielo con l'alleato Conte è più che gelido. Le iniziative estemporanee di ogni singolo consigliere devono essere prese un po' con le pinze, quindi se Acampora ha delle proposte lo invito a rivolgersi al prefetto. Controreplica lo stesso Acampora, ma è chiaro che lo strappo ormai c'è e si vede. Non è una richiesta a caso, mi sento di rispondergli che chiedere l'estensione della zona rossa di qualche metro in più rispetto a quella che è già, soprattutto in vie come via Pescatori, Vicolo Fiumicelli, dove sono ad alta tensione, ecco, chiamiamolo così,
non mi sembra di aver fatto una proposta così trascendentale. Non vedo qual è il problema di questa presa di posizione del sindaco nei miei confronti, quando io non l'ho nemmeno citato nella mia richiesta, cioè nel mio post non c'è neanche il suo nome, io mi riferivo al prefetto. E che lo scontro tra alleati non sia più soltanto sotterraneo lo dimostra anche il voto in Consiglio Comunale su una mozione del Partito Democratico che chiedeva la pace a Gaza. Lega a favore, Fratelli d'Italia fuori dall'aula, geometrie variabili, frizioni evidenti. Ha fatto piacere vedere che alcuni esponenti delle forze di maggioranza sul nostro territorio non hanno voltato le spalle di fronte a questo voto e di fronte a quella che è la drammatica situazione della popolazione palestinese. Il nostro intento ci vede uniti per una volta con il PD, perché la situazione a Gaza vede innumerevoli vittime tra bambini innocenti ed è ora che questa guerra finisca. Per altri ragionamenti bisognerebbe chiedere agli interessati, insomma io a casa altrui non metto becco. Schiavone, insomma, l'abbiamo sentita al termine di questo servizio, dalla zona rossa, quindi a un tema strettamente cittadino, alle posizioni prese su quanto sta accadendo tra Israele e Palestina e proprio in Palestina. Partiamo da qui, poi abbiamo un altro servizio che ripercorre insomma anche i momenti di sabato in cui appunto voi come Lega vi siete trovati in via Roma per questo gazebo, sostanzialmente di presidio ma più che altro di presenza e vicinanza in un quartiere al centro anche del dibattito non solo cittadino ma anche politico di questi giorni. Cosa possiamo dire rispetto a queste esternazioni, insomma, a questi dissapori? Allora, innanzitutto partirei da ieri, dal gazebo di ieri, volutamente proposto in una zona cosiddetta rossa, con due intenti. Il primo, l'ho detto anche nei giorni scorsi, io lavoro in silenzio, non do fiato a parole che magari possono essere controsenso. L'iniziativa di ieri era finalizzata a un po' sensibilizzare la popolazione e non solo sui lavori che stanno procedendo su tutto il quadrante, e poi anche a far sentire la nostra vicinanza in una zona un po' dove i balordi devono capire che non c'è spazio per loro. Ci tengo a precisare che la zona rossa non è un'iniziativa del Comune, ma è un'iniziativa ministeriale e il prefetto. Un po' tutte queste richieste che vengono fatte dal consigliere Acampora dovrebbero bypassare il Comune, se vuole dire, chiama il ministro, espressione tra l'altro di Fratelli d'Italia, e chiede l'estensione tramite il prefetto. Quindi bisogna anche ragionare, perché ci sono situazioni più o meno di pericolo, le definirei di attenzione, dove grazie alla vicinanza della polizia locale, quindi il lavoro amministrativo, forze dell'ordine nel loro complesso, adesso si vedono anche i militari girare, penso che ci sia una presenza dove i cosiddetti balordi o nulla facenti capiscono e devono prendere un'altra strada. Io non ho l'intento che il balordo se ne vada via, io avrei l'intento che il balordo fosse una risorsa per il territorio, e molte volte quando io giro la città vedo nulla facenti, ma purtroppo ci sono delle regole che vanno oltre l'aspetto amministrativo. Secondo me ci vorrebbe quello che chiede tutti, insomma, io non penso che ci sia nessuno che non sia d'accordo con quello che dico, ci vorrebbe una certezza della pena sicura, perché è inutile vedere anche i due fratelli che sono stati al centro di risse, che dopo 2 giorni sono di là, sono di nuovo nelle zone a fare scorribande. Io lavorerei tutti assieme affinché le certezze, su questo sono molto duro, io non sono per la violenza, non sono per cose di estrema violenza, ma il rispetto delle regole, questo sì. Assolutamente. Allora ripercorriamo, l'ha già citati lei, questo gazebo, questo insomma presidio proprio in via Roma, e abbiamo anche la risposta in questo servizio di Leonardo Paronetto di Fratelli d'Italia, della Giunta Comunale, e poi appunto commentiamo. Okay.
Non dobbiamo rispondere nulla e non rispondo nulla da Campora, noi pensiamo ai fatti e non alle parole. La Lega torna ai gazebo e Treviso sceglie via Roma, la zona rossa al centro della spaccatura, quella più recente almeno, in seno alla maggioranza di Cassugana. Posizionarsi qui ha un duplice significato, spiega il capogruppo Schiavon. Politico per evidenziare che la Lega è presente sul territorio ai fini della sicurezza, per dare supporto anche alla zona rossa, amministrativo anche per far vedere tutti i lavori, tutto il rifacimento del quadrante, compresa la stazione, che stanno avvenendo da adesso al prossimo anno. Da Fratelli d'Italia solo chiacchiere, dice in buona sintesi Schiavon. Prima Alberto Ciamini, poi Davide Acampora hanno chiesto di ampliare lo spazio sorvegliato speciale e di modificare la definizione di zona rossa, foriera a quanto pare di equivoci, in zona urbana ad alta sorveglianza. Il sindaco Conte non ha gradito e l'ha detto sonoramente: qualcuno è a caccia di voti. Io ho ricevuto da parte del sindaco Conte dei rimproveri che sinceramente non comprendo. Ho ricevuto critiche dal punto di vista che io cerco voti, ma non è che cerco voti, io parlo con la gente e con i commercianti e quello che ho detto è quello che mi hanno chiesto loro di fare. Quando io vedo che ci sono troppi interlocutori all'interno di un movimento politico, mi domando se c'è una difformità di vedute, perché noi parliamo col capogruppo, eventualmente gli organi politici parlano con i segretari, i presidenti, ognuno ha i propri o i coordinatori, però che un consigliere esca su temi del genere probabilmente deve capirsi all'interno del proprio partito. Forse le regionali stanno arrivando e ognuno cerca di prendere uno spazio proprio. Conte cerca di andare oltre, ma ribadisce di fatto la linea della severità. Per me la polemica è chiusa, anzi non doveva nemmeno mai iniziare, e lavoriamo per il bene dei cittadini, per la sicurezza della nostra comunità, senza ulteriori divisioni, senza ulteriori provocazioni, perché non servono a nessuno e la gente francamente non le capisce e non le gradisce. Di contro, la Lega non intende farsi scippare dai meloniani un cavallo di battaglia come la sicurezza, e in Consiglio sarà a breve presentata un'interrogazione per rispolverare il progetto del controllo di vicinato e non solo. È fondamentale poi che a livello governativo il nostro sindaco sproni il ministro Nordio a far sì che quella famosa certezza della pena che tanti cittadini non sentano possa essere più sentita, quindi cambiare un po' l'orientamento normativo e far sì che ci sia veramente la certezza della pena. Quello che diceva lei, Schiavon, sostanzialmente è una linea unitaria all'interno della Lega cittadina, quella insomma del bene ai presidi, bene alle forze dell'ordine, bene la zona rossa in un quartiere, in una zona calda sostanzialmente di Treviso, come già lei citava, la presenza anche di numerosi sbandati, possiamo chiamarli tranquillamente così, come questi due fratelli di origine marocchina che più volte avevano aggredito il titolare del kebab proprio di Via Roma, dove peraltro eravate stazionati voi con il gazebo l'altro giorno. E si parla dunque di sicurezza, si parla di presenza delle forze dell'ordine, di certezza della pena. Nonostante Lega e Fratelli d'Italia abbiano comunque la stessa visione sulla sicurezza in città, ci sono dei temi che però sono motivo di fratture interne che minano un po' gli equilibri interni all'amministrazione. Quali sono e come mai non c'è un dialogo all'interno dell'amministrazione tra Lega e Fratelli d'Italia? No, mi dispiace contraddirti. No, io il dialogo con Guido Bertolazzi ce l'ho, non dico quotidianamente, però con il capogruppo di Fratelli d'Italia io mi sento tranquillamente, condividiamo. Poi, ripeto, se qualche soggetto ha delle affermazioni solitarie, insomma, è bene che a questo punto ci si trovi attorno a un tavolino, alziamo la mano e vediamo se tutti la pensiamo allo stesso modo. Io le affermazioni dei giorni scorsi, leggevo anche la stampa oggi, sono finalizzate a stiamo in silenzio e lavoriamo, non diamo atto di portare anche clamori, perché c'è una zona un attimino sopra le righe, sì, dobbiamo lavorarci, sì, dobbiamo farlo in silenzio però, senza creare malumori. Allora, il gazebo di ieri era vicinanza alla cittadinanza in silenzio, infatti non è stata fatta chissà quale pubblicità, nessun slogan su Facebook o chissà cosa. D'altronde l'ho detto ieri, lo ribadisco, insomma a noi piace lavorare senza dare tanto fiato a tante parole.
E poi era anche un'occasione per la bontà e far vedere la bontà dei lavori di quel quadrante. Abbiamo rifatto il pavé e il verde di quella zona. È vero, è una zona un attimo disagiata purtroppo per la lentezza del cantiere della stazione, che tra l'altro non dipende dall'amministrazione. Certo. Partirà anche il quartiere di Mom, quindi è un'area che vedrà nei prossimi 12 mesi, secondo me, una rivoluzione incredibile. Penso che sia compito degli amministratori non polemizzare, noi non cerchiamo nessuna polemica, ripeto, con Acampora io non ci ho parlato, quindi non entro neanche nel tema. Con il capogruppo di Fratelli d'Italia il lavoro è tranquillamente in linea, insomma, quindi poi la vedono in maniera diversa da noi, che ce lo dicano, insomma, noi stiamo amministrando la città di Treviso per i cittadini di Treviso, altri discorsi non ne interessano. Allora sentiamo Fratelli d'Italia che ha dichiarato tramite le parole della coordinatrice del Circolo dei Meloniani Marina Bonotto proprio le affermazioni da parte della Lega, che ha definito irrispettose nei confronti dei consiglieri proprio di Fratelli d'Italia. Sentiamo. Ieri sera l'ennesima tensione in via Collalto a Treviso, con diverbio e spintoni tra gruppi di giovanissimi, finito con l'intervento delle forze dell'ordine e di un'ambulanza. Non ci sono stati feriti, ma l'attenzione di residenti ed esercenti della zona è altissima ed il timore che la situazione possa degenerare spinge a chiamare subito polizia e carabinieri. Siamo proprio al margine della zona rossa di Treviso, entrata in vigore lunedì. Zona rossa che sta infiammando il dibattito politico in città e all'interno della maggioranza, con Lega e Fratelli d'Italia ormai ai ferri corti. Se le affermazioni del consigliere Davide Acampora sull'estensione della zona rossa avevano innescato la dura risposta del sindaco Conte e dei consiglieri del Carroccio, dal gazebo in via Roma, oggi arriva la risposta stizzita dei meloniani attraverso la coordinatrice del Circolo di Treviso, Marina Bonotto. Non è corretto dire che queste richieste da parte dei consiglieri siano mera propaganda elettorale. È veramente irrispettoso nei confronti anche dei cittadini che cercano, che chiedono ai nostri consiglieri e a Fratelli d'Italia di occuparsi anch'essi della situazione di Treviso. Siamo consapevoli che le zone rosse siano di esclusiva competenza del prefetto. Oltretutto troviamo veramente discutibile l'atteggiamento di chi vuole zittire il confronto interno alla maggioranza. Schiavon. Ha detto tutto lei, quindi io vorrei chiedere che ci sia questo confronto. Allora, ripeto, non sono mica parole al vento le mie. Io il confronto con Guido Bertolazzi ce l'ho costantemente, penso anche il sindaco. Ripeto, non è che io posso parlare con 40 anime di un partito, insomma, io sono un capogruppo, se qualcuno ha qualcosa da me, che vuole sapere qualcosa da me, me lo viene a chiedere. Altrettanto faccio io quando ho qualche pensiero o dubbio, parlo con un esponente, il rappresentante di Fratelli d'Italia in comune. Per il resto, altrimenti, insomma, cosa devo ascoltare? 40 consiglieri? Cioè non riesco a capire. Io dico solo che è inutile aumentare la tensione, non con la Lega, perché non abbiamo nessun pensiero o problema. Io faccio politica da 20 anni, insomma a Treviso penso di conoscerlo un attimo e capisco che ci sono delle zone da tutelare, però non è neanche corretto una presa di posizione a volte che sembra finalizzata a slogan puramente politici, si è sentito anche in vista delle regionali. Per il resto, non so, ripeto, proveremo ad avere un confronto con la maggioranza, no? Non so più cosa rispondere, insomma neanche non mi interessa, io voglio lavorare per il bene di Treviso con tutte le azioni possibili, ce ne saranno altre da adesso in poi. Però ripeto, non si può dare sempre fiato alle parole, è bene agire anche in silenzio perché le forze dell'ordine hanno bisogno di lavorare anche con un approccio diverso dalla pubblicità di quello che si fa, altrimenti non si va da nessuna parte.
Posizione chiara quindi la sua e dunque quella della Lega. Schiavoni, insomma, per concludere, nel ringraziarla anche della sua presenza qui, parliamo insomma di questi progetti che ci sono su Treviso per il futuro prossimo, insomma, in termini di sicurezza. Come pensate di agire? Secondo voi questa zona rossa riuscirà a mettere un freno un po' ai fatti di cronaca che, come abbiamo visto prima, via Collalto sabato sera, prima dell'istituzione, proprio 2 giorni prima dell'istituzione, l'aggressione ancora nei confronti del titolare del kebab di via Roma, insomma, potrà servire? Che cosa farà ancora l'amministrazione? Starà a vedere intanto come funziona, come va, monitorerà, ci sarà più presenza? Cosa pensate di fare? Allora, l'aspetto è molto, molto sociale e parto da un'analisi che ho fatto io anche con mio figlio. Io ho un figlio, ho 2 figli giovani, di cui uno che frequenta tranquillamente anche seconde generazioni, e vedo che sono persone a modo, quindi innanzitutto non è un aspetto solamente e puramente etnico. Certo, di far tutta l'erba un fascio, no, sostanzialmente. non è corretto, è una zona che va sorvegliata. Abbiamo iniziato ieri, a chi passava abbiamo fatto vedere anche le nuove telecamere di videosorveglianza vicino proprio alla palla, alla scultura, che permetterà un maggiore controllo. È chiaro che ogni giorno che passa, con le risorse che l'amministrazione avrà a disposizione, si cercherà di aumentare sempre di più il controllo. In questo momento vedo parecchie forze dell'ordine, però ripeto, il problema per quante zone, io non voglio arrivare al filo spinato, bisogna che questa gente capisca che non c'è più da pascolare a Treviso, è bene che vadano a pascolare da altre parti e che lasciino in pace e stiano ben attenti a quello che vengono a fare. Poi ripeto, purtroppo se la certezza della pena non c'è, ragazzi, questo è un altro tema e non basta un 10 minuti di una trasmissione, bisognerebbe mettere penna alle regole e che le regole siano rispettate, perché non è corretto che chi delinque o chi provoca disagio non sia impunito sempre. Sì, il concetto è che l'amministrazione e prefettura stanno facendo quello che possono. Chiaramente c'è, come prima lei diceva, Fratelli d'Italia, di cui è esponente tra l'altro anche il ministro Nordio trevigiano. Piantedosi, esattamente, quindi suonare al campanello di Nordio e cercare di cambiare sostanzialmente qualcosa per rendere la città, non solo la città di Treviso, ma a livello ovviamente nazionale, il tutto più sicuro, con questa certezza della pena che noi lo vediamo e testimoniamo continuamente, non vale solo per le violenze, ma per i furti in casa, per la delinquenza in generale. Ho visto anche tempo fa che il ministro Nordio ha incontrato anche il gruppo di Fratelli d'Italia. Io mi auguro che negli incontri che hanno propongano qualcosa che va oltre sempre al lupo. Bisogna intervenire, bisogna dare tranquillità e regole certe, questo sì, non è che arriva Nordio comunque e risolve tutto con una bacchettata, però bisogna lavorare un passo alla volta, passetto alla volta. Cristian Schiavon, capogruppo della Lega di Treviso, grazie per essere stato in nostra compagnia e aver fatto un po' il punto della situazione all'interno dell'amministrazione, grazie ancora. Grazie a voi. Chiedo alla regia ora di continuare con la cronaca, parliamo del processo per l'omicidio di Margherita Ceschina a Conegliano. È stato scarcerato uno degli imputati, considerato il mediatore tra il mandante ed esecutori del delitto, mantenuto per lui l'obbligo di dimora a Treviso, così pure l'accusa di omicidio in concorso, ma in attesa della sentenza è tuttora libero. È stato scarcerato Juan Maria Beltre Guzman, uno dei 5 imputati a processo per l'omicidio a Conegliano il 23 giugno del 2023 della 72enne Margherita Ceschin. Dopo 2 anni di custodia cautelare in cella, il 44enne dominicano lascia il carcere. Per lui rimane solamente una misura blanda, l'obbligo di dimora a Treviso. Così ha deciso la Corte d'Assise, di fronte alla quale è in corso il processo per la morte della Ceschin, la cui uccisione, secondo la procura, sarebbe stata commissionata dall'ex marito Enzo Lorenzon, 80 anni, mentre di mettere in contatto quest'ultimo con gli esecutori materiali del delitto, secondo il quadro accusatorio, si sarebbe occupato proprio Guzman, ma il suo ruolo con l'andare del processo è stato a lungo dibattuto.
È una decisione importante da parte della Corte d'Assise, la quale tuttavia ha ritenuto di non al momento derubricare il fatto, così come ipotizzato da me al momento della presentazione dell'istanza, in favoreggiamento. Ha mantenuto la Corte d'Assise l'ipotesi al momento del concorso in omicidio volontario premeditato, ritenendo comunque in accoglimento della mia richiesta subordinata di poter concedere una misura cautelare molto lieve, che è quello di un obbligo di dimora nel comune di Treviso. Non è il primo imputato in processi per omicidio nella Marca a lasciare la cella malgrado il pesante capo d'accusa. I giudici hanno adottato la stessa linea con Sergio Miglioranza, il 75enne condannato per aver ucciso nell'incendio della sua abitazione a Castagnole la moglie Franca Fava e l'amica Fiorella Sandre, ma anche il 20enne Elia Fiorindi, che deve scontare 10 anni per aver accoltellato a morte in un parco a Varago il 17enne Aymen Adda Benameur. I due, anch'essi difesi dall'avvocato Crea, stanno scontando la pena ai domiciliari. Un soggetto stabilmente radicato nel territorio, secondo i giudici Juan Maria Beltre Guzman, e un ruolo il suo non di esecutore materiale del delitto. Questi elementi hanno favorito la decisione di alleggerire la misura restrittiva. È l'ipotesi difensiva che secondo noi si è molto ridimensionato non solo il suo ruolo ma la sua partecipazione, che non esiste. Al momento la Corte d'Assise su questo punto non ha fatto una riflessione o motivazione derubricando il fatto. Ma lei si aspetta una derubricazione del reato? Sì, assolutamente sì. Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, devo dire che anche precedentemente alla fase cautelare li avevo evidenziati, non danno la certezza di una sua compartecipazione nell'organizzazione dell'omicidio. Queste dunque le novità. Noi andiamo ora a sentire le parole di Daniele Pellicciardi. I suoi genitori furono massacrati 18 anni fa dalle belve di Gorgo e ora lui coordina il controllo del vicinato. Il mio impegno perché quanto accaduto a mia madre e mio padre non succeda più. Il 12 giugno un incontro con la cittadinanza per illustrare il funzionamento del controllo del vicinato. 18 anni. E faccio questo anche perché appunto questa associazione del controllo del vicinato è stata appunto creata perché queste cose che sono successe ai miei genitori non succedono più. Parte anche a Gorgo al Monticano il controllo del vicinato, lo strumento di prevenzione che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in un determinato paese o quartiere e la collaborazione con le forze di polizia. A coordinare il gruppo è il consigliere di maggioranza Daniele Pellicciardi, un incarico non casuale ad una persona che dall'agosto del 2007 ha fatto della sicurezza una ragione di vita dopo la terribile tragedia che ha colpito la sua famiglia quando una banda di 3 criminali uccise i suoi genitori Guido e Lucia 18 anni fa. Noi siamo convinti che non fare niente, comunque aspettare che gli altri facciano qualcosa, è il metodo sbagliato. Bisogna mettersi in gioco e il sindaco Firmino Vettori ha voluto fortemente questa cosa e ha voluto che sia io a cominciare. Il 12 giugno alle 20:30 in municipio a Gorgo l'incontro con la cittadinanza per spiegare come funziona il controllo di vicinato. Io ho lavorato parecchi anni nella sicurezza, ho sempre fatto la guardia giurata per tanti anni e ho sempre pensato che la gente ha bisogno di essere sicuri in casa propria e questo è una piccola cosa che può servire, insomma, tanti occhi sono come delle telecamere. L'auspicio è che in tanti aderiscano al progetto. Pellicciardi ci crede ed è deciso a metterci tutto l'impegno con il ricordo sempre rivolto a mamma Lucia e papà Guido. È quello che mi fa andare avanti. La mia famiglia e il ricordo dei miei genitori, che insomma sono passati 18 anni, però sono sempre lì che mi aiutano. Così dunque Pellicciardi, il controllo del vicinato, insomma si continua a parlare di sicurezza e di violenza e dunque di violenza si parla anche a Cornuda perché c'è stato un violento pestaggio proprio in centro, ci sono indagini in corso dei carabinieri per capire l'origine del diverbio tra 3 persone di origine nordafricana finito a pugni.
Proseguono le indagini dei carabinieri sulla violenta rissa scoppiata in pieno centro a Cornuda, in piazzetta Don Orazio Mondin, dove 2 individui di origini nordafricane hanno picchiato violentemente un terzo soggetto, anch'esso di origini marocchine. Il tutto in un normale sabato sera. L'orario era quello di cena, non erano ancora le 21, quando nella piazzetta, dove capita che si radunino soggetti intorno al distributore del caffè che si trova nella lavanderia automatica, 2 fratelli magrebini, già noti alle forze dell'ordine, si sono avventati su un connazionale. Una residente ha dato l'allarme all'arrivo dei carabinieri. I 2 aggressori si erano già defilati, mentre il giovane preso a pugni è stato soccorso dal 118 e accompagnato in ospedale a Montebelluna. È probabile che il pestaggio sia stato causato dall'alterazione, dall'alcol. Spetterà alle indagini dire se dietro all'aggressione ci sia dell'altro. Ora la pubblicità, poi cominciamo a parlare di come Conegliano si sta preparando alla adunata del centenario. Tra poco. Eccoci tornati in diretta a questa prima edizione del 2 giugno e saluto e presento i miei ospiti seduti alla mia sinistra, Alessandro Cenedese della sezione Alpini Conegliano, responsabile, mi ha detto il mio collega Lucio Zanato, della logistica, insomma, di questa enorme macchina per l'adunata della Triveneta del centenario a Conegliano, e alla mia destra Francesco Botteon, presidente della sezione Alpini di Conegliano. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli spettatori di Antena 3. Grazie per essere qui. Noi con voi utilizziamo questo tempo che ci rimane insieme per, intanto voi arrivate dritti dalla celebrazione del 2 giugno. Com'è andata a Conegliano? Sì, arriviamo da Conegliano dove è stata celebrata il 2 giugno la festa della Repubblica, è andata bene, c'è stata la partecipazione, presenti abbastanza, eravamo alpini, associazioni d'arma, i nostri gagliardetti, le autorità civili, militari. L'unica cosa magari, come ha sottolineato il sindaco Fabio Chies, questa poca partecipazione, diciamo, di famiglie con i ragazzi, perché è quello che dobbiamo trasmettere noi per il futuro. 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, 79 anni dalla fondazione della nostra bellissima Costituzione, è quello il messaggio da portare ai ragazzi e ai nostri giovani per il nostro futuro di libertà e di pace. Assolutamente Alessandro, infatti proprio prima abbiamo avuto occasione durante l'inizio della nostra prima edizione di sentire le parole dell'ANPI, di sentire le parole anche di un professore esperto poi di storia, di quanto sia importante conoscere le nostre radici, la nostra storia, perché sono le nostre radici, quindi i nostri nonni, i nostri avi e la storia a averci reso liberi in questa giornata, in queste giornate che noi viviamo. È per questo che noi dobbiamo coinvolgere i nostri ragazzi delle scuole, entrare proprio nelle scuole con i ragazzi. È lì che dobbiamo noi fare questo sforzo per coinvolgerli, insomma. Certo, e cosa serve secondo voi arrivare alle scuole? Perché che cosa è mancato rispetto un po' alla mia o alla vostra generazione in questa affezione alla storia e al conoscere il nostro passato? Arrivare alle scuole, io parto sempre da un principio che bisogna essere la famiglia che accompagna tutto questo qua, come sono state le nostre famiglie. E sono stato giovane anch'io, ragazzo, adolescente, però aveva alle spalle una famiglia che aveva dei valori, degli ideali, e anche bisogna sempre partire dalla famiglia, poi ovviamente la scuola, chi frequenta la parrocchia, tutte le varie associazioni che ci sono ti danno una mano, però come avere per una buona causa, per avere una casa solida, bisogna partire dalle fondamenta, e secondo me è sempre la famiglia che dà l'input principale. E di famiglia si parla quando si parla di penne nere, no? Perché appunto vi state preparando, ormai i preparativi vi durano, possiamo dirlo, da più di un anno alla fine. Sì. Forse anche un po' di più anche, veramente. Raccontateci. Adesso siamo arrivati, contiamo gli ultimi giorni perché ormai siamo a -10. Insomma, cominciamo a arrivare sul punto cruciale di nostri lavori. Francesco, come vi state preparando e quanta gente attendete a Conegliano? Ma ci stiamo preparando, dirò, come ha detto Alessandro, ormai siamo addirittura d'arrivo, mai meno di 10 giorni, ci stiamo preparando bene. Il percorso è stato lungo, 1 anno e mezzo, 2, da quando sapevamo che avevamo il centenario con raduno Triveneto.
le aspettative sono più che ottime, perché molta gente dice con Eliano ci siamo, ci saremo, adesso dare i numeri, io i numeri li darei alla fine, certo. alla fine di tutto. Vorrei solo dire ai miei alpini, a noi che stiamo preparando, stiamo lavorando, come ho detto, da 2 anni, il comitato formato dal mio predecessore Gino Dorigo si è dato da fare, non solo lui, tanta gente dall'inizio dell'imbandieramento della città e fuori città. Adesso siamo arrivati alla fase finale, io la metterei come un evento sportivo, una finale. Abbiamo fatto tutti i preliminari, ci siamo preparati, come si vede, abbiamo fatto 2 inaugurazioni, una la mostra fotografica 100 anni di storia della nostra sezione, sabato scorso quella magnifica inaugurazione di 2 pennoni con l'opera marmorea che ricorda le nostre montagne. Adesso siamo nella fase finale, dobbiamo stare calmi, tranquilli e portare avanti in modo di arrivare alla fine e far festa tutti assieme e portare in alto, se vi aggiungo l'evento sportivo, di alzare la coppa che abbiamo vinto. Io dico ai miei, state tranquilli, so che non è facile, perché non è facile, specialmente l'adrenalina è carico, siamo tutti carichi, caratterialmente non siamo tutti diversi, però la semplicità di stare tranquilli è alla mattina quando mi alzo si deve dire oggi devo stare tranquillo. Perché immagino, Alessandro, che ci sia anche moltissima tensione affinché tutto vada per il meglio, immagino. Sì. Cioè, è una dunata che è importante non solo perché ricade nel vostro centenario dalla fondazione, ma anche proprio perché comunque comporta una serie di problematiche che potrebbero insorgere a cui dovete pensare a priori per poterle evitare. C'è sempre qualcosa che devi ricorrere all'ultimo momento certo. per correggere qualche errore, che facciamo anche noi, perché lavorando si sbaglia anche. Certo. Comunque quando ti trovi che alla fine hai alberghi sono tutti pieni, ristoranti da mangiare nel raggio di 30 km sono tutti pieni che non trovi posto, cioè comincia a essere la soddisfazione di quello che stai facendo, insomma, che è bello, insomma. Ecco. Possiamo raccontare che cosa vivremo in quelle giornate? Ricordiamo anche le date, perché magari qualcuno se le ha perse. Sì, ve le date, iniziamo subito. Sabato questo abbiamo il concerto all'alba alla Pieve di San Pietro di Feletto e poi entriamo nella settimana dopo, che è il 13, 14, 15, con i vari eventi che si sono preparati. Adesso venerdì sera c'è il concerto in Duomo a Conegliano del nostro coro Bedeschi con... Devo guardare perché certo, siamo qua apposta. Il sabato sera a Safior, che è sempre aspettando. Sì, tornando indietro, sabato sera dopo il concerto all'alba, un nostro gruppo, il gruppo Alpini di San Fior, sempre aspettando il centenario, ha un concerto presso la sala polifunzionale del comune con il coro Pravedei. Anche come hanno fatto in precedenza tutti i nostri gruppi o quasi hanno voluto essere partecipi a questo centenario e hanno chi coro, chi musica hanno fatto degli eventi aspettando il centenario. Assolutamente, assolutamente. Io rubo uno di questi opuscoletti che adesso il nostro presidente qui ci leggerà, insomma, i vari appuntamenti. Dove li possiamo trovare? Ovunque, immagino, su Conegliano. Questi si possono trovare, noi li abbiamo distribuiti dappertutto, fuori città, anche a Biella, eravamo a Biella alla Dunata, anche a Biella li abbiamo distribuito questo qua, e anche a Biella abbiamo ricevuto molti consensi e tanti dicevano Conegliano ci saremo. Insomma, diamo poi una lettura, se volete, intanto c'è anche completo di cartina dove completo di tutto questo, dove potremo trovare i vari stand, poi i punti, insomma, di ristoro, insomma un'organizzazione capillare. Se vuole, Presidente, intanto raccontarci un po' gli appuntamenti che ci attendono. Sì, gli appuntamenti sono venerdì 13, ore 19:30 in Piazza Cima, c'è il carosello di sbandieratori, i tamburi della Dama Castellana, che la Dama Castellana è stata al nostro fianco in questo evento. Poi alle 20:30 in Duomo, apertura ufficiale delle celebrazioni con il concerto del coro Anna Giulio Bedeschi e il coro Congedanti La Tridentina. Alle 21 abbiamo anche musica per giovani in Piazza Calvi, Rock Band Goliardica in concerto.
Poi si passa il sabato, ore 10 alza bandiera, presso, come ho detto prima, i nuovi pennoni alla base della gradinata degli Alpini. Di cui vediamo le immagini che ha fatto il nostro Lucio Zanato proprio per l'inaugurazione, il regalo che avete voluto fare per la città di Conegliano. Questo è il regalo che abbiamo fatto alla città, c'erano i 2 pennoni che richiedevano manutenzione, abbiamo pensato bene di rifare il tutto, è partito il progetto per questi 2 pennoni con l'opera marmorea, come ho detto prima, che ricava le nostre montagne e ci siamo riusciti. Avevamo prefissato il 24 maggio per l'inaugurazione e il 24 maggio è stato. E gli ultimi scocci ci siamo riusciti. Sì, siamo stretti coi tempi, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Bene, bene. Poi intanto passiamo poi alla domenica 15, abbiamo detto. La domenica 15 è ammassamento, che come avete fatto vedere prima in questo opuscoletto c'è anche dove l'ordine dove si devono mettere i vari gruppi, le varie sezioni. Alle 9 ammassamento, 9:15 reso gli onori alle massime autorità con Falloni e Labro dell'ANA e 9:30 inizio sfilata. E poi insomma si andrà avanti tutto il giorno, il passaggio della stecca, insomma. Sì. Avremo anche un sorvolo degli aerei storici della Fondazione Jonathan. Con le frecce tricolori. Con le frecce tricolori. Con le frecce tricolori. Grande festa a Conegliano. Come siete riusciti a organizzare tutto questo? Con tante idee, tante iniziative, tante idee, poi viene fuori sempre qualcosa di buono. Insomma, Conegliano... Ci sarà anche una sorpresina, qualcosa di nuovo che se riusciamo a portarla a termine, credo di sì, per gli amici degli Alpini. Sarà un'iniziativa che quest'anno abbiamo voluto per inserire anche fine sfilata. Non dico di cosa si tratta, aspettiamo, la vedremo. Dai, qualche anticipazione, Presidente, parlo con lei. Dai, no, se no non è più sorpresa. Ma sono cose che sono nate adesso, nate in ultima proprio, può darsi che adesso ne nascono ancora fino alla fine, ma non penso più tanto. Ma questa è una delle ultime novità che volevamo portarle avanti e penso, come ha detto Alessandro, che ci riusciamo. Poi un'altra cosa è che consiglio di andare a visitare il museo, che lì c'è una piccola sorpresina anche al museo, qualcosa di nuovo. Conegliano, città della cima, le penne nere, insomma. Città alpina perché sono nate il 7° reggimento alpini, il gruppo Conegliano, il Valtagliamento, abbiamo il museo, come ho detto, il Palazzo Sacinelle c'è la nostra mostra, poi Conegliano si presta a tante cose. E poi in ultimo abbiamo le colline, non solo le colline ma anche la pianura del nostro Prosecco. Assolutamente, assolutamente. Quindi chiamiamo a raccolta. Una parola prima di salutarvi sul vostro centenario. 100 anni dalla fondazione, che cosa significa? Prima chiedo ad Alessandro, poi arrivo a lei, Presidente, per i saluti, anche essere parte di questa famiglia. Essere parte di questa famiglia è una grande soddisfazione. Poi 100 anni sono 100 anni di storia di nostri vecchi che sono passati prima di noi e che ci hanno lasciato questo un grosso impegno che noi dobbiamo per forza di cose portarlo avanti. Presidente? Sì, questo è veramente il grosso impegno che noi dobbiamo a chi con coraggio e forza ha costruito la nostra sezione, i nostri veci, i nostri reduci, e come facciamo sempre nelle nostre cerimonie prima c'è il ricordo, l'alzabandiera, il ricordo, e poi c'è la festa. E questo è un dovere assolutamente, per quello, come abbiamo detto, ci stiamo da un anno e mezzo, 2 anni preparando bene in modo che tutto possa essere all'altezza di quello che abbiamo fatto, e soprattutto che noi alpini col cuore e i nostri valori riusciamo a trasmettere agli altri e lasciare alla sezione e alla città di Conegliano, e non solo la città di Conegliano, perché la nostra sezione comprende 30 gruppi, 17 comuni, i quali ci sono tutti dati una mano, non solo loro ma anche altre istituzioni, lasciare questo ricordo alle future generazioni. Quando noi come alpini magari, tra virgolette, io spero di no, non ci saremo più, ma mi auguro magari, non so,
possono rimettere il servizio militare, così avremo ricarica ancora. Ma la cosa sarà perché un po' poi più si dura. torna sempre un po' a parlare di questo problema del ricambio generazionale. Questo problema del ricambio generazionale nostro. Una cosa volevo dire, se mi è concesso, per quanto riguarda le adesioni delle sezioni, dei gruppi che partecipano, che vengono con Conegliano, possibilmente se danno un cenno di preavviso per quanti pullman, quanti pulmini, in maniera tale, perché noi abbiamo tutti i nostri parcheggi già, però se riusciamo ad avere un numero di quanti arrivano, andiamo un po' meglio anche noi per organizzarci. Assolutamente, rendere anche tutto molto più sicuro. Diventa molto più... C'è il piano sicurezza, più costette che abbiamo, più siamo preparati a questo. Si va sempre sulla base dei numeri dei precedenti raduni che ci sono stati, però i tempi cambiano e bisogna organizzarsi di conseguenza. Perché sicuramente ci saranno più camper, ci saranno qualche più pulmino, ma voglio dire, parcheggio è capiente, ma se abbiamo uno dà l'adesione, si riesce a organizzarsi meglio. Assolutamente. Allora grazie ancora ad Alessandro Cenedese, sezione Alpini di Conegliano, Francesco Botteon, presidente sezione degli Alpini di Conegliano. Quindi attendiamo il 13, 14 e 15 giugno la donata del centenario proprio a Conegliano. Grazie per averci raccontato i vostri preparativi e anche la vostra emozione nell'attesa e dunque quella centrale. Noi comunque seguiremo come Antena 3 ovviamente i 3 giorni di festa e celebrazioni, dunque grazie ancora per essere stati in nostra compagnia. Sì, io vorrei ringraziare voi come emittente che ci state seguendo da tanto tempo, ci seguirete fino alla fine, e grazie a tutti i telespettatori che seguiranno questo grande evento centenario della sezione di Conegliano con raduno Tiriveneto. Vi aspettiamo tutti numerosi, Conegliano è pronta. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie ancora. Noi cambiamo argomento ma continuiamo a parlare del ponte del 2 giugno, rimaniamo in tema, parliamo di traffico perché è previsto intenso traffico proprio verso il litorale. Vediamo il servizio. Lunghe code di pendolari e vacanzieri diretti verso il litorale veneziano in occasione del ponte del 2 giugno e dell'avvio delle vacanze tra Ascensione e Pentecoste per i turisti tedeschi e austriaci, moltissimi anche gitanti giornalieri che stanno approfittando del primo caldo di stagione per andare a trascorrere qualche ora al mare. Il risultato è quello di sempre nei giorni da bollino rosso, traffico intasato verso Jesolo e Cavallino, le 2 località che con 13 milioni di presenze sono tra le più importanti nel panorama nazionale e continuerà ad essere così fin tanto che non si risolverà in maniera definitiva la questione. La Regione ha individuato la soluzione nella cosiddetta Via del Mare, la superstrada da Treviso a Jesolo, della quale si parla da 25 anni, un'arteria che vede favorevoli i comuni del litorale, ma l'opposizione di diversi comuni dell'entroterra con 5 amministrazioni, Fossalta di Piave, Monastier, Meolo, Roncade e Silea, che hanno presentato ricorso al TAR. Il responso non è ancora arrivato. Il project financing sta andando avanti, adesso si apre la conferenza di servizi sul progetto esecutivo e speriamo, ovviamente incrociamo le dita, che sia sostenibile e che possa essere messo a terra. Siamo invece in fase più avanzata con la Bretella Est, che è una nuova strada che collegherà la rotonda Tosano, l'ingresso di Jesolo, con la zona est, una nuova strada di qualche chilometro, un investimento di 50 milioni sostenuto dalla Regione con la compartecipazione del Comune di Jesolo. Il progetto della Bretella è in fase di fattibilità, in valutazione ambientale ed il Comune conta di chiudere entro l'anno conferenza dei servizi e progetto esecutivo per partire con i lavori nel 2027. Ben diversa la situazione per la Via del Mare, sulla quale pende appunto il ricorso dei 5 comuni. Lì il progetto è stato consegnato alla Regione da parte dei proponenti, ci sarà l'avvio della conferenza dei servizi, quindi i termini di legge. Noi speriamo e auspichiamo che dopo le elezioni regionali ci possa essere qualche risposta. Rimaniamo in provincia di Venezia, andiamo proprio però in laguna, in città, perché si è rinnovato ieri mattina al Lido, nello specchio d'acqua antistante la riviera, l'antico rito dello sposalizio di Venezia con il mare. Quest'anno il gemellaggio è stato con la città di Palermo. Vi lasciamo alle immagini. Come stiamo? Ti ho mandato un messaggio.
Che ha fatto il cambio di guardia. Siamo custodito dalla nostra città alla città di Palermo attraverso le mani del sindaco Roberto Lagalla. Andiamo davanti. atto che ha al tempo stesso una conferma e si fa senza il meridione. Io ho detto abbiamo 2 sole nautici, una a Venezia e una a Genova, ma per arrivare da Venezia a Genova stiamo premando tutti così dalla riva possono vederci. Siamo Omare, in segno di Dio. Insomma, si è rinnovata anche quest'anno questa importantissima tradizione, il gemellaggio l'abbiamo visto con Palermo grazie al nostro Lorenzo Maier che ci ha fornito tutte queste immagini, ed è proprio di Lorenzo Maier il servizio che è dedicato all'arte in città. Se rimaniamo proprio a Venezia, andiamo a Galleria Contini. La Galleria Contini è riuscita a portare a Venezia e a San Marco 2 artisti di fama mondiale, l'architetto designer Mario Botta e l'artista Parker Sun. Espongono le loro opere alla Galleria Contini in Calle Larga 22 marzo. Museo Infinito è il titolo della mostra, voluta da Stefano Riccarda nella loro galleria e a cura di Leonardo Contini. L'esposizione rimarrà visitabile al pubblico fino al prossimo 23 novembre. Parker Sun ha un rapporto di sinergia e collaborazione con Botta a cui è stato affidato il progetto del museo commissionato dal governo coreano per celebrare l'opera di Parker Sun. Quest'anno ci siamo voluti ricollegare al fatto che qua a Venezia sia in corso la Biennale di Architettura, perciò presentare all'interno della galleria un progetto che non fosse esclusivamente artistico, ma che si avvicinasse anche al mondo dell'architettura, per cui oltre alle opere di Parker sono presenti il modello in scala e i progetti del Museo di Botta. 2 discipline si intersecano. Spesso le sculture di Parker, che sono determinate da forti geometrie, sistemi schematici che si sviluppano anche grazie a proprio studi ingegneristici da parte dell'artista, sono concepite quasi come degli edifici senza la componente funzionale. Grande interesse del pubblico. Abbiamo già notato un grande interesse non solo dalla parte del pubblico già fedele alla galleria e già interessato all'arte, ma anche tutta una parte di pubblico attratta dalla componente di architettura, perciò specialisti del settore. Nella mostra sono esposte con dei blocchi tematici abbastanza distinti tutte le parti della produzione di Parker. E si chiude così questa nostra prima edizione. Grazie per averci seguito fino a qui. A tutti l'augurio di una buona giornata e un buon 2 giugno.